Voi lo volete il purè liscio liscio? Bisogna fare così. Purè di patate come mamma o come Joël Robuchon? Ingredienti: patate, burro, latte, noce moscata, sale e un po' di attrezzature. Cari studenti, avete il microonde a casa? Portiamo le patate alla stessa dimensione e poi facciamo un bel cordone. Microonde, massima intensità, ci vorranno circa 7-8-10 minuti secondo il vostro menù. 10 minuti netti, meno del tempo che ci vogliono per cuocerle in acqua. Vai con l'unboxing. Non può mancare lo spelucchino da 10 milioni di euro, quello di Adriano. Vediamo le patate. Mi raccomando, calde calde. Vai di setaccio. Vai. Stacchiamo ogni mezzo chilo di patata cotta, 250 grammi di burro di buona qualità. In pentola direttamente il latte, ne mettiamo da circa 100-150 grammi, una grattugiatina di noce moscata. In questo momento calcolo il sale soltanto sul mezzo chilo di patate, quindi 5 grammi. Latte caldo e purè, o meglio, patate schiacciate, setacciate, caldissime. Aggiungiamo il burro. Mi raccomando, fiamma spenta, patate abbastanza asciutte, quindi aggiungiamo altro latte. Eccolo qua, purè di patate. Adesso ultimo ritocco, passiamo al setaccio la seconda volta. Voi lo volete il purè liscio liscio? Bisogna fare così. Mi raccomando, la temperatura non fatela scendere mai sotto i 60 gradi, poi diventerebbe sempre più facilmente colla. Prima di servire il vostro purè di patate, contenitore a bagnomaria, giusto un goccio di latte sopra. Adesso ci facciamo una bella ciotola da mettere al centro del tavolo. Potete grattugiarci dell'ottimo tartufo nero di stagione, ma se avete pochi soldini, sapete che cosa ci sta bene? Il rafano. E fate i bravi.